C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Coordinate dall'unità comando locale dei Vigili del Fuoco sono in corso dall'1:30 di oggi in località Ponte Antoi, nel comune di Barcis, le ricerche di una donna che è partita ieri per un'escursione e non ha fatto rientro nella propria abitazione. Ricevuta la richiesta di intervento, i Vigili del Fuoco hanno messo in moto la macchina dei soccorsi che attualmente, oltre all'unità operativa, sta impegnando squadre coordinate del comando di Pordenone, sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo e acquatico regionale di Trieste, personale del soccorritore fluviale alluvionale e speleo alpino fluviale cinofilo e topografia applicata al soccorso dei 4 comandi della regione, più i droni del nucleo sistema aeromobili e pilotaggio remoto di Bergamo e il gruppo di ricerca persone tramite segnale telefonico GSM proveniente dal comando Vigili del Fuoco di Varese. Le ricerche, alle quali partecipa anche il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, si stanno svolgendo dal cielo con i droni, nelle acque del lago, nei corsi d'acqua e nelle forre con i sommozzatori e soccorritori fluviali e via terra dove vengono battuti sentieri nei boschi attorno al lago. Al momento non ci sono ulteriori novità. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.